Il sottobosco fuma ancora, sono in corso le ultime operazioni di spegnimento del rogo, l'ennesimo incendio che ha colpito l'altopiano dei 7 comuni alle pendici delle Melette tra Gallio e Foggia. È finita anche questa volta, sono serviti molti passaggi di Canadair, tanti passaggi con l'elicottero e decine di operatori sul campo. È finita, dicevamo, ma l'altopiano ha paura di trovarsi di nuovo in queste situazioni. Nel tardo pomeriggio di ieri l'incendio è divampato, ha scollinato ed ha preso un bosco che si trova nella zona più a est rispetto all'inizio dell'incendio di ieri. Non ce lo aspettavamo e nonostante questo per fortuna gli operatori sono subito intervenuti, hanno continuato anzi ad intervenire ieri fino intorno alle ore 18 e questa mattina hanno ripreso le operazioni immediatamente. Alle 7 l'aereo era già qui. Le fiamme hanno divorato decine di ettari di prato, bosco e sottobosco. Numerosi passaggi del Canadair e dell'elicottero hanno permesso di vincere il rogo assieme al lavoro delle squadre direttamente sul campo. Rinnovo sia come vice sindaco che personalmente i miei più sentiti e sinceri ringraziamenti a tutti gli operatori che sono stati veramente pronti ad intervenire e soprattutto anche nel coordinarsi tra di loro. Il rogo di Foggia arriva a pochi giorni da quello di Stoccaredo di Gallio. Su entrambi grava l'ombra del dolo e ora l'altopiano ha davvero paura. Nell'arco di una settimana è già il secondo di questi episodi e confidiamo nel fatto che non si ripeta assolutamente più. Siete pronti qui in altopiano per rispondere a queste emergenze, secondo lei, anche dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico? Ci stiamo lavorando, è una tematica molto impegnativa che appunto obbliga un dispiegamento di forze e, come dicevo prima, un coordinamento di forze diverse non indifferente, ma siamo in costante lavoro verso questo obiettivo.